dell'Anatleti della Uniti Belluni. La compagna di squadra Francesca Sviderle che occupa la seconda piazza e poi in terza posizione Laura Cavara dell'Atletica Città di Padova. Buono anche il comportamento di Valentina De Marchi del gruppo sportivo La Piave 2000 che si trova in quarta posizione davanti a Michela Giornanello. Michela Giornanello della Industria Rovino. È sempre al comando Stefano Riga, ma il gruppo è ancora compatto quando siamo al completamento del primo giro grande. Nella categoria femminile sempre più solitaria Giovanna Ricotta dell'Asi Veneto, eccola che transita in questo momento davanti alla postazione microfonica. Giovanna Ricotta. Vai Giovanna! Non vediamo più Francesca Sviderle. Ora infatti in seconda posizione c'è Laura Cavara dell'Atletica Padova davanti a Valentina De Marchi. No, sta superando, c'è Michela Zorzanello in terza posizione davanti a Valentina De Marchi. Dai, forza! Andiamo se la molla, dai! Dai! Dai, superali, dai! Dai! Superali da tutti gli altri, dai! Dai, Eccoli i concorrenti che ritornano sempre al comando. Vai insieme, Francesco, sappia! Bellunese Stefano Riga dell'Anatletica Feltre. Insieme a lui i due portacolori dell'Atletica Padova, della nuova Atletica Padova. Beh, quando si dà la campana vuol dire che il primo giro. Marco Pettinazzo e Giovanni Lazzaro. E poi Stefano Daroldo. Dai Stefano! Dai Enrico! Dai Marco, dai, bravo! Dai Jack! forza! Dai Bea! La pesantezza del percorso mette a dura prova tutti i concorrenti. Dai Diego, non mollare, dai, dai! Quindi si possono anche verificare eventuali sorprese. Via Miro! Aspettative. Siamo nel secondo dei 3 giri grandi. Dai Michele! Sempre più solitaria Giovanna Ricotta al comando della gara femminile. Dai Marco, dai, forza! Forza Laura, vai!
Siamo in attesa di vedere riapparire i concorrenti di testa della gara Junior. Eccoli che fanno il loro ingresso ora di qua del Ponticello. C'è Giovanni Lazzaro. Quindi devi muovere. Matteo sta passando la tua macchina più originale. Mamma mia, no. Marco Pettenazzo e Giovanni Lazzaro hanno preso l'iniziativa e si sono portati al comando. Le loro spalle Enrico Piga della Industria Rovigo. Vai Stefano! Dai Stefano! Siamo all'ultimo giro, quindi circa 1500 metri dalla conclusione della gara. 13, 13, ma 14. 14, 13, 14. Sono via Cavalieri, o no? No, è Junior. Ti vedo. Miro, dai adesso, dai Miro, dai. Dai Miro! Miro! Dai Miro, che sei l'ultimo giro, via, dai, forza! Eccola anche Giovanna Ricotta, dominatrice incontrastata della gara femminile. Dai fratello, dai! Mentre vediamo un attacco da parte di Giovanni Lazzaro che viene subito rintuzzato dal compagno di squadra Marco Pettenazzo. La coppia di testa sta aumentando il vantaggio nei confronti di Enrico Piga della Industria Rovigo. Mentre alle spalle dei tre vediamo un componente dell'atletica vicentina, forse Marco Dalle Molle. Marco Dalle Molle in quarta posizione per i colori dell'atletica vicentina, grazie al nostro amico Marchetto. Seconda, terza. Pallona zero. È quella che fa la maratona. No. Ed ora un'azione da parte di Marco Pettenazzo. Molto più male. Dai Mattia, dai, In seguito con un nome a Giovanni Lazzaro, dai. poi Enrico Quarta. Piga e Marco Dalle Molle, questi i primi quattro. Enrico Piga, Industria Rovigo e Marco Dalle Molle Era così, oh. Allora, cazzo di Dai Paloma, che è l'ultimo giro, andiamo a prendere questa, via! Aria. Aumenta, sì, aumenta, non capisco. Andiamo a prenderci quella, via! Forza! Avanti! Provare! anche Sartori, Dai Jack! Forza! Giacomo Sartori della Vai Stefano! mi sembra in quinta posizione davanti a Stefano Darold del Dolomiti Belluno. Si sta portando avanti anche il portatore Dai Lorenzo, dai! dell'Atletica Mogliano Mattia Stivalla. Ha ceduto leggermente Stefano Riga che a lungo ha guidato la gara, trova in quinta posizione in questo momento. Tutti giusti, Dai Francesco. Dai Francesco, venite adesso, via, dai Francesco, forza! Ora stanno all'interno della zona paludosa i concorrenti, poco usciranno dal Ponticello, allora abbiamo accolto dall'applauso dei presenti Marco Pettenazzo, Atletica Padova. Grande gara anche da parte di Giovanni Lazzaro, Atletica Padova, grande esordio di questa nuova società padovana.